Serie B-Win. Appassionati. Per l'anticipo della 34esima giornata di Serie B-Win, il Cesena al Manuzzi ospita il Padova. La squadra di Pierpaolo Bisoli arriva dalla vittoria sul Grosseto e ha 42 punti in classifica, uno in meno del Padova. Di Fulvio Pea, che invece è reduce dalla sconfitta contro il Modena, ma soprattutto non vince in casa dal 4 marzo, quando si impose 2-0 nel derby veneto sul Verona. Il Padova in avanti con questo tentativo di Rispoli, la bella sponda di Bonazzoli, ancora Rispoli, se ne va sulla destra, continua la sua corsa Rispoli, il tentativo col destro, la parata di Campagnolo. Ancora Padova con Cutolo, il pallone lasciato a Farias, si accentra Farias, pallone per Viviani, parte il destro, Campagnolo in angolo, parata straordinaria su Viviani. Calcio di punizione, Cutolo e Viviani sul pallone, parte Viviani, il pallone s'abbassa troppo tardi. Cesena in avanti, il tentativo di girata di Granoce, il pallone rimane lì, ancora Coppola col sinistro, pallone a lato, non di molto, si dispera Coppola. Pallone in mezzo all'area, volta col destro, pallone largo, non di molto, finisce 0-0 il primo tempo. Inizia la ripresa alla Manuzzi di Cesena, 0-0 dopo il primo tempo. Adesso il Cesena avanti con questo tentativo da parte di Tabanelli, pallone all'indietro, il sinistro di Arrigoni, alto sopra la traversa, buona occasione per la squadra di Bisoli. Il rinvio di Silvestri, tentativo di spizzata da parte di Bonazzoli. Ancora Cutolo col sinistro, si accartoccia sul pallone Campagnolo. A destra il Cesena col pallone al centro, il tentativo di testa di Granoce, poi il destro di Ceccarelli sul primo palo, ha tentato un destro d'esterno. Pallone ancora in avanti per Trevisan che la tocca all'indietro per Silvestri, sbaglia tutto Silvestri, Rodriguez, 1-0 Cesena, 65 minuti di gioco e il Cesena passa con Rodriguez, quarto gol stagionale. Ma davvero un errore incredibile, quello di Silvestri. Non trova il rinvio, pallone che rimbalza male sull'appoggio di Trevor Trevisan e Rodriguez trova il gol del vantaggio. Babacar in area di rigore, Babacar si gira, Campagnolo. Tentativo adesso al centro, il pallone che arriva sul sinistro di Coppola, è ancora buona, Ceccarelli, posizione regolare, Ceccarelli, 2-0, il Cesena raddoppia, 74 minuti di gioco, Ceccarelli fa 2-0, la posizione regolare, la traiettoria la sporca Trevisan, non ci arriva Silvestri e c'è il gol del 2-0 del Cesena. Tentativo adesso ancora su punizione, sul secondo palo, ci prova con la testa Comotto, ma c'è Silvestri a dire di no. Questa volta attento Silvestri. Finisce 2-0 in favore del Cesena, 44 punti in classifica, ottavo posto a -2 dalla sesta posizione per la squadra di Bisoli, mentre quinta sconfitta consecutiva per il Padova.